Ciao, udite, mi è arrivato il pacco della Kids. Dopo, oggi siamo il 30 luglio, dal 6 luglio che avevo fatto l'ordine, il 30 luglio mi è arrivato il pacco, felicissima che sia arrivato, però non sono sicura di riacquistare da questo sito. E oggi, dopo giorni che provavo sull'SDA di trovare la tracciabilità del pacco, oggi c'era anche la tracciabilità del pacco con scritto in consegna. Un po' non ho capito come funziona questo sito. Fai l'ordine, aspetti, poi ti mandano la fattura via email e poi sai che ti arriva il pacco, però bisogna avere pazienza di aspettare, perché sono veramente lunghi. Io non saprei dirvi se riacquisterei oppure no dal sito, perché contando che da Pinalli, prendendo prodotti della Kiehl's, in 10 giorni io ho il prodotto, per cui sinceramente un po' di dubbio, molto dubbio se acquistare o meno di nuovo proprio dal sito Kiehl's ce l'ho, perché io cominciavo a preoccuparmi, non capivo più dove fosse il mio pacco. In fin dei conti è dalla Francia che arriva, non è che ne arrivasse da chissà dove, ma se la sono presa con comodo e io non ne sono abituata, perché gli altri ordini che faccio via internet massimo 10 giorni arrivano. Comunque adesso ho appena finito di caricare un video, sono qui nel parcheggio di Vedelago per fare più velocemente, e adesso vado a prendermi 1 chilo, 1,5 chili, vediamo, di gelato, perché fa veramente caldo, c'è molta a fare. Allora, questo è il gelato che ho preso, ne ho preso 1,5 chili, di solito ne prendo 1 chilo, questa volta ne ho preso 1,5 chili, però mi ha dato una confezione solo di biscotti, cioè sono in due ragazze che servono i gelati, quando trovo questa me ne dà uno, quando trovo l'altra me ne dà due, ma comunque questo è il gelato. Poi sono passata anche dal panificio e ho preso un pezzo di pizza per questa sera, perché vi devo dire che sono giorni che mangio verdura e sono un po' stufa. Ho preso del pane casareccio con lievito madre e degli affettati, soppressa, e qui una fetta di prosciutto cotto, e di qua ho preso la mozzarella di bufala a treccia, un pezzo, e qui un pezzo di formaggio che si chiama camolino. Oggi in direzione Outlet di 90, dove ci sono grandi firme a prezzi scontati. Vediamo che sconti che troviamo e vediamo cosa riusciamo a prendere, forse. Siamo quasi arrivati. Io mi sto addormentando, abbiamo trovato moltissimo traffico. Moltissimo. Ma dai, è la stessa strada che facciamo per andare al mare, c'è tra camion, macchine, c'è di tutto, non arriviamo più.
questi sono gli unici acquisti che abbiamo fatto all'altro, un paio di scarpe per Davide, queste qui del marchio Salomo, e questo berrettino così dell'Asics. Questi sono gli unici acquisti che abbiamo fatto. E questa mattina nuovo giro da Chicco, che ho utilizzato lo sconto: se spendevo 20 risparmiavo 10 euro. E questa mattina ho preso questo rossetto, il 02, che sarebbero queste le tonalità di questo rossetto, sarebbero queste le tonalità. Adesso si devono asciugare, comunque sono verso l'opaco. E volevo dirvi una cosa, che sul precedente vlog vi avevo detto che avevo preso il 04 credendo che fosse un rossetto, invece sono degli ombretti liquidi. Io, guardando sul stand, è successo che ho fatto confusione tra i rossetti e che questi qui, perché vedete sono uguali, tra i rossetti e gli ombretti liquidi. Ho preso un ombretto liquido credendo che fosse un rossetto, invece è un ombretto liquido. Poi questa mattina ho preso anche la 02 come palette, adesso le vedete entrambi vicine, così adesso provo anche questa, perché questa l'ho utilizzato, ma vi devo dire che sul mio tipo di incarnato queste 3 colorazioni spariscono quasi completamente. Scusate, spariscono quasi completamente. E allora ho provato a prendere la 02 e vediamo come vada. Infatti ho pensato di fare un make up, un tutorial diciamo, con la 02 e questo ombretto che è molto, e questo ombretto e questo rossetto, che molto probabilmente voi lo avrete già visto, perché questo vlog lo pubblico venerdì, mentre i prodotti di Chicco pensavo di pubblicarli già martedì. Allora adesso vediamo se l'avete già visto. Ok, l'avete già visto il tutorial con questi prodotti. Poi questa mattina sono passata dal macellaio e anche dal mercato agricolo. Allora dal macellaio ho preso della pancetta da fare alla piastra, del petto di tacchino, queste sono delle fettine di carne rossa da fare impanate, delle cipolline già cotte con il roast beef che pensavo di mangiare questa sera. Questa qui è la lingua salmistrata, che è un prodotto che fanno loro. Poi dal mercato agricolo ho preso le noci pesche, i cetrioli, i pomodori, un cappuccio. Qui ci sono i fagiolini, le zucchine e la melanzana, mentre qui ci sono pomodori sia qui, questi sono quelli cirio, e questi qui. Sono le 8 di mattina e vi ho appena fatto vedere che temporale che stiamo avendo qui. Sentirete battere anche qui dai vetri. Adesso vi ho aggiunto un chicco di grandine, una foto di un chicco di grandine, di quanta grossa era. Mai vista così grossa. Di solito qui cadono quelle palline piccoline così, ma sì, quelle classiche io le chiamo, ma con così grossa mai vista. Carte del viaggio andati a prenderle, quelle le abbiamo. Ci manca di prenotare il trasporto da casa a dove parte la corriera, perché avevano il computer che non andava, per cui facciamo un altro giorno, forse troveremo le carte. Qui dietro vedete abbiamo messo la spesa qui dietro, perché lì dietro
Le baule! Dietro! Stamattina abbiamo fatto pulizia, cioè ha fatto più che sia pulizia. Perché se stava là. Ha gettato via un bel po' di cose e volevamo andare all'ecocentro a gettarle via. Però l'ecocentro proprio oggi è chiuso, è aperto tutti i giorni, oggi no. Per cui niente, la macchina rimarrà così fino a domani, perché domani c'è la possibilità di scaricare. E dopo lei andrà a scaricare. No, domani va a scaricare. Lei. 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 Questa è la spesa che ho fatto oggi. Allora, ho preso questo pezzo di pesce spada che non so come sia condito, comunque mi ispirava e l'ho preso. Qui ho preso roast beef e mortadella con pistacchio. Qui ho preso i tomini che da questo supermercato che adoro, li trovo buoni. E il brie e il cruccolo trentino. Poi di qua ho preso il vialone nano come riso della fattoria del Garzador, che dovrebbe essere a Gazzo in provincia di Padova questo riso. Poi le uova, 2 confezioni di Simmental, la cioccolata, ho preso questa qui all'arancia, una confezione di limone, non trovo quelli piccoli, allora ho preso quella grande. Poi il coccolino, questo qui, lo zucchero, questo qui, 2 confezioni di carciofi sott'olio della dispensa del Trullo, questo qui. Dovrebbero essere, qui c'è scritto che sono carciofi di Puglia alla contadina, per cui ne ho presi 2 confezioni. Beh, poi ho preso la maionese tonnata, questa qui, la Vinaville che l'ha voluta Davide, non so cosa deve farci, il Chantecler, questo qui, sgrassatore universale, e qui c'è l'altro barattolo di carciofi, i 2 gelati che adesso qui ho preso il Mister Muscolo Stura Lavandino, perché ho l'acqua della cucina, il lavandino della cucina che scende malamente l'acqua, per cui ho deciso di prendere questo e di buttarcelo dentro a vedere se sblocca lo scarico. Beh, poi qui ci sono bibite, c'è la Pepsi, l'Oransoda e il chinotto. E ci sono queste 2 confezioni di gelato, il Maxi Bon Ali Cookie, che è quello che mi piace, che è quello che mi piace di più, perché questo gelato alla crema con questi pezzettini di cioccolata che mi piace di più, e poi il Nutis, il Nui, questo qui con il caramello salato e noci di macadamio. Bella notte. Questa sera siamo diretti a Vigonza, che dalle 7 in poi in piazza Zanella fanno i sapori di mare. Dovrebbe essere tutto a base di pesce, adesso vediamo quando arriviamo. Comunque Vigonza è vicino Padova e vicino anche Chioggia, anche vicino a Treviso. Abbiamo mangiato. È buio. C'è fuori le stelle. Forse non vedete, ecco, adesso vedete qualcosa che ho acceso la luce. Spegni la luce. Dai, la scialta. Se no non si vede niente, non vede più. Dai, 2 minuti. Allora, abbiamo mangiato il pesce come avete visto ed era anche buono, però ci abbiamo lasciato là 76 euro. Non si dice mai il prezzo. Non si dice prezzo. Fenomeno. E adesso stiamo tornando. Sono le 10 di sera, però è già buio. Forse ho trovato una soluzione per registrare i video anche da casa. Ho trovato un programma che si chiama FreeMic, casomai ve lo scrivo qui sopra, che converte i video. Io ci ho provato già con il video precedente, quello di Kiko, e adesso vediamo perché se si paga l'abbonamento
non mettono la filigrana all'inizio e qui sopra la scritta, altrimenti tengono la filigrana all'inizio e la scritta qui sopra se non si vuole pagare l'abbonamento. Io ho deciso di provarlo, casomai se faccio l'abbonamento lo faccio dopo le ferie, che ora vedo che lo uso come programma, e non è veloce, diciamo che la scorsa settimana, quando ho caricato il video di Kiko che voi avete visto martedì, della collezione Sicilia Notes, e io ci ho messo un'ora e 10 minuti più o meno, per cui è un tempo che potrebbe andarmi anche bene, visto che è un video di 15-20 minuti, un'ora e 10 minuti potrebbe andarmi anche bene. Non è veloce come se vado al parcheggio di Vedelago, che in 40-45 minuti me lo carica, non è la stessa velocità, ci mette quella mezz'ora in più, però è sempre un discorso che si può anche fare, per cui se non ho la possibilità di muovermi in continuo, perché caricando 2 video a settimana, io 2 volte a settimana dovevo andare in questo parcheggio a caricare video, allora delle volte se lo si fa con piacere, delle volte diventa anche una scocciatura, prendi il computer, vai nel parcheggio, aspetti, insomma, adesso vedo come mi organizzi. Comunque ho trovato questa possibilità. Adesso la sto un attimo provando, anche se viene fuori la filigrana, lo sto provando se le immagini sono decenti. A me, da quello che ho riguardato, mi sembra di sì. Poi ditemi voi se vedete bene lo stesso i video. E poi sono stata da Kiko, ho preso altri 2 rossetti, perché se avete visto il video di martedì vi avevo detto che quel nude mi piaceva e non mi piaceva e non ero sicura di portarlo molto spesso, allora sono andata sto aprendo le confezioni nel frattempo che vi parlo, per farvi vedere le 2 colorazioni che ho preso. Ho preso questo qui che è un malva, che ce n'erano 2, uno sul più chiaro e uno sul più scuro. Io ho preso quello sul più scuro, che è il numero 8. Poi ho preso un rosso, anche qui ce n'erano di 2 tipi, uno più scuro, uno più chiaro. Io ho preso il numero 06, che è quello più chiaro, perché ho pensato che in questo periodo estivo, che io adesso utilizzo principalmente i fucsia, anche questo rosso chiaro potrebbe andarmi bene, e contando che manca ancora un mese prima che inizi l'autunno, nel frattempo ho pensato di usufruirlo, perché l'altro veramente l'ho visto un po' troppo scuro e non mi ispirava, allora ho deciso di provare questo chiaro, e così ho preso anche questi due rossetti. Sono andata a farmi una micro spesa, che poi vi faccio vedere cosa ho preso, ve la faccio vedere dopo perché adesso è lì sotto. Adesso devo andare in agenzia a vedere se mi hanno preparato la carta per il trasporto da casa a Treviso per prendere l'autobus per andare in Puglia, e adesso vediamo come va a finire anche questa. Questa è la spesuccia di questa mattina. Ho preso le ricariche della Venus, questa con il sapone che lo uso nella zona bikini, e questo senza sapone che lo uso sulle gambe. Ho preso una fregolotta al caffè, questi cremini, i biscotti Buongiorno del Mulino Bianco, e sempre del stesso marchio, i Viaggiatore Goloso sono lo stesso marchio. Ho preso anche una stecca di cioccolato fondente extra all'arancia candita. Le carte della partenza sono a posto, adesso ho anche la partenza prenotata alle 3 della mattina, un po' prestino, comunque va bene così, e basta, adesso devo solo preparare la valigia. Ed eccomi qui dal mio studio per modo di dire, dove c'ho il computer che edito i video. Io per questo vlog vi saluto qui, adesso devo preparare le valigie per la prossima settimana, che non ci sono. Comunque la prossima settimana ho già caricato un video per martedì, quello di venerdì. Adesso dipende se mi arriva la beauty box, che riesco a registrarlo prima di partire,
E se no, comunque con questi vlog casalinghi ci vediamo tra una quindicina di giorni, perché il venerdì dopo, quando sono tornata, volevo caricare il vlog delle ferie. Per cui per il momento ci salutiamo qui, ciao e buone ferie.